Eder. Mech. Pallister. La chiave per il caso Resinovic, l'ha definita il procuratore capo di Trieste. La perizia medico-legale affidata all'antropologa forense di Yara Gambirasio dovrà stabilire una volta per tutte se aveva ragione sulla morte di Lily. Antonio De Nicolo, a febbraio, aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per la 63enne sparita da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio. In un parco poco lontano dall'abitazione nel quartiere San Giovanni a Trieste. Suicidio. La convinzione della procura, ma il GIP ha ordinato un elenco di approfondimenti, tuttora in corso. La nuova indagine segue lo schema della richiesta di opposizione presentata da Nicodemo Gentile, l'avvocato che assiste Sergio Resinovic, il fratello di Liliana convinto che la sorella sia stata uccisa. Ecco 3 punti chiave di quella lunga analisi. 1. L'orologio. L'avvocato Gentile cita l'ispezione del medico legale nel parco dell'ex ospedale psichiatrico dopo il ritrovamento del cadavere e osserva che l'orologio viene descritto così: fermo, con cinturino di colore rosa, al polso sinistro, normo indossato ed integro. Ciò che Gentile obietta è che, come apprezzabile dalle fotografie, l'orologio è in realtà indossato al polso destro e non al sinistro. Il particolare viene ripetuto anche quando si riporta l'annotazione che non vi erano apparenti grossolane lesioni alla mano sinistra con orologio al polso. 2. La temperatura cadaverica. L'avvocato Gentile, nel suo esposto, fa notare che non viene rilevata la temperatura cadaverica che costituisce il primo elemento da cui muovere in un'indagine tanatocronologica. Egli aggiunge che il dato rilevato manualmente circa temperatura e umidità risulta ancor più passibile di errore già che tutte le operazioni sono state compiute indossando dei guanti che non permettono di certo di apprezzare se non grossolanamento e per esempio temperatura e umidità. 3. Lesioni su volto. Capo e mano destra. Grande attenzione è riservata ai segni presenti sul corpo di Lily, concentrati su volto, capo e mano destra. Per l'avvocato Gentile non ci sono dubbi, sono lesioni provocate da un corpo contundente. Lesioni vitali prodotte in epoca coeva al decesso, sostiene, nulla a che vedere con la presenza sul capo della donna dei sacchetti di plastica. Egli contesta quindi la ricostruzione della procura, che ipotizza una caduta di Liliana o l'urto contro qualcosa. Osserva, i vestiti e le scarpe sono risultati puliti ed in ordine. Sul volto della donna non è stato ritrovato terriccio, fogliame, residui vegetali. Il terreno e il manto vegetale dove riposava il cadavere e quello intorno allo stesso non presentava imbrattamenti ematici, calpesti anomali, né vi erano rami spezzati o schiacciati. L'ultima parola spetta alla superconsulente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.